Beh, grande emozione, grande lavoro, grande soddisfazione. Ci saranno, penso, quasi 5.000 persone perché è un'affluenza enorme, però questo ci dà una carica, un'adrenalina per i prossimi anni. Ci sono queste 15 associazioni, quasi 250 persone che ruotano attorno nelle 3 settimane di associazioni di volontario di Sandrigo. Per noi è un'enorme emozione, proprio emozione, perché nessuno è del lavoro, nel senso nessuno è del lavoro che sono ristoratori e quindi per una volta all'anno si improvvisano camerieri, ristoranti, cuochi e lo fanno con amore e compassione per il loro paese. Tutto lo staff, tutto il consiglio direttivo della Proloco, comprese le ragazze che lavorano in ufficio, sono un vulcano di idee perché ogni anno proponiamo sempre piatti diversi, rimanendo sempre col piatto del baccalà alla vicentina che deve essere il piatto principe, ma proponiamo i bigoli e chiamiamo la confraternita i bigoli del Torcio, quindi i bigoli fatti a mano. Chiamiamo la Proloco di Posina, famosi per le patate, quindi per i gnocchi. Abbiamo chiamato quest'anno un pastificio per fare i tortelli a mano. La pizza, è venuto dei pizzaioli a fare la pizza a mano, pizza gourmet. Cioè, la nostra è una festa anche di prodotti fatti a mano e lavorati a mano, fatti con passione. L'anno prossimo sicuramente ci inventeremo qualcos'altro. Sì, siamo molto soddisfatti perché credo che questa giornata che conclude un poco la festa del baccalà, per cui sono attese 50.000 persone, è la giornata clou, nel senso che c'è la cerimonia ormai diventata famosa delle investiture, dove vengono insigniti con i paludamenti, collare e mantella i nuovi soci e i nuovi cavalieri onorari. È una giornata meravigliosa perché convergono qua molte confraternite da tutta Italia, dal sud al nord, abbiamo perfino la Calabria, le Marche, il Piemonte, quindi veramente siamo molto contenti di questo affetto che ci dimostra. E poi i Baccalà Club, che sono i baccalà che raggruppano gli appassionati del baccalà. Noi abbiamo già avuto dei risultati meravigliosi, il riconoscimento del baccalà alla vicentina fra i 5 alimenti della tradizione italiana nel circuito Eurofir, che è finanziato dall'Unione Europea. Abbiamo avuto il riconoscimento attraverso un francobollo dedicato al baccalà alla vicentina, che è stato emesso in occasione della fondazione della confraternita nel trentennale. Abbiamo avuto il riconoscimento del piatto del baccalà alla vicentina nel registro nazionale dei prodotti e delle pietanze tipiche e più recentemente l'iscrizione al registro regionale delle confraternite enogastronomiche di cui è la legge regionale del 2017. E il programma futuro richiede, e questo lo abbiamo anche illustrato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale abbiamo consegnato la litografia, il vademecum, il libretto sul baccalà e poi anche tutto il materiale filatelico e francobollo, richiede che noi assieme alla Regione Veneto e alla Contea norvegese di Lorda riusciamo a far riconoscere come itinerario europeo la Via Querinissima, che è il viaggio che noi abbiamo ripercorso nel ventennale e nel 25ennale, che fece Pietro Querini quando naufragò e raggiunse via mare poi le isole Lofute e la isoletta di Røst e poi tornò via terra attraverso mezza Europa, visitando ben 16 paesi e 30 città europee. Questo è il nostro prossimo obiettivo, speriamo di farcela. Ma intanto sono riconoscente a chi ha voluto che entrassi a far parte della confraternita del baccalà, anche perché guardando la foto che sta alle spalle nostre dei fondatori di quella che è stata l'inizio, il primo giorno della confraternita, ci sono due colleghi che mi fa molto piacere ricordare, come Mino Aglione, che è stato il direttore del Giornale di Vicenza, incarico che ricopro io temporaneamente, e poi l'amico Gaetano Fiorentino che è andato avanti ma che è stato determinante anche lui, grande nerista e giudiziarista del Giornale di Vicenza. Quindi spero, insieme ad altri colleghi del giornale che sono entrati prima di me, di portare quantomeno all'attenzione dei vicentini e, per quanto mi sarà possibile,
anche fuori dai confini provinciali e regionali quella che è la tradizione gastronomica per eccellenza del nostro territorio, e cioè il baccalà, nel pieno rispetto della sua straordinaria e immutabile ricetta. Quindi è sicuramente un grande riconoscimento, è un riconoscimento che cercherò di onorare per quanto mi sia possibile fare. Io credo che nell'ambito della globalizzazione ci sia la necessità che ancora di più il patrimonio che rappresenta una ricetta storica e di grande tradizione come quella del baccalà alla vicentina deve in qualche modo entrare a far parte a tutti gli effetti della tradizione di ogni famiglia del vicentino. Credo che questo sia il più grande moltiplicatore a costo zero che la confraternita e la sua ricetta possono trovare per promuovere fuori dai confini di Sandrigo, fuori dai confini del Vicentino e dell'Italia, questo patrimonio, questo tesoro che è la ricetta del baccalà alla vicentina. Tante emozioni, perché ho dedicato molto tempo nella mia vita ad approfondire le specialità gastronomiche del nostro paese, dei nostri territori. Mi occupo di aceto, di formaggi, di vini, e arrivare al baccalà e alla forte tradizione vicentina per me è stato un traguardo. Questo è un piatto eccezionale che tutti possono preparare, una materia prima selezionata ma disponibile in qualsiasi parte del territorio. Quindi bisogna affezionare molti soggetti della ristorazione a proporre questo piatto, che ha molte prerogative utili per una ristorazione di qualità. Io adoro il baccalà, che già da bambino cucinava la mia mamma anche in Emilia, ma di recente ho fatto un percorso in Portogallo dove il baccalà è il piatto tipico di questo paese. Il baccalà è il piatto di tutto il mondo.